Non ho solo un water, ho una doccia! Incredibile, peccato che manca la cucina. Ciao Bragotters! Oggi cercherò di fare una cosa che non ho mai fatto prima, ovvero testare realmente le mie capacità fisiche. E non è un caso se ve lo dico dal bagno. Ma prima di tutto, visto che questa camera non si compone da sola, questo video è in collaborazione con YFood. Per chi non conoscesse YFood, è un pasto sostitutivo che contiene tutte le sostanze nutritive di cui il corpo ha bisogno e copre il 25% dell'apporto nutrizionale giornaliero. Garantisce una sensazione di sazietà per 3-5 ore. E per chi fa sport all'aria aperta come me e spesso è di fretta, garantisce tutte le fibre, le vitamine, i sali minerali e le proteine di cui il corpo ha bisogno in un unico drink. E oggi vi volevo consigliare questo nuovo gusto in edizione limitata Salted Caramel, ovvero una combinazione tra cremoso caramello e un pizzico di sale che rende il tutto molto gustoso. Cliccando sul link in descrizione e inserendo il mio codice sconto Roby10 potete averlo direttamente a casa vostra per 2 spicci. Ma ora so che siete prontissimi per vedermi morire e tirare gli ultimi in questa sorta di test di resistenza che ho pensato bene di fare e che potrei riproporre spesso. Dateci un'occhiata fino alla fine e fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Wow! E voilà! Quando mi vengono fuori sti voilà, c'è la gente intorno a me che si spaventa. Chissà come mai? Permesso? Forse. Guardate che bellezza. Non è una meraviglia? Zebeo, viale delle Fosse, Bassan Zebeo. Roby, devi andare di là. Il traffico che c'è su questa strada a quest'ora è imbarazzante. Dai moto. Dai moto. Guarda che bordeo. Royal Jordanian con la nuda. Però non ho una nuda. Passo qua. Ma se parte? Sì, ci passavo. Tanto peo. Rosso, verde. Ed è subito giù sui manubri, Roby. Via in centro Bassano. No, finita la discesa però puoi superare. Alla grandissima. Magari è anche il caso che vi spiego cosa sto andando a fare, no? Infatti oggi, oltre a mostrarvi che il ponte di Bassano ovviamente non è ancora finito e chi si ricorda il video di qualche tempo fa già sa. E ora andiamo avanti o no? Cercherò di fare un video diverso dal solito. Innanzitutto di non farmi investire in una Rota X. Che beh, Rota X quanto so beh. E poi di portarvi insieme a me nella salita che faccio abitualmente. Ma questo lo voglio fare per un motivo specifico: dimostrare a me stesso se negli anni sono migliorato a livello di prestazioni. Anche perché è un periodo della mia vita in cui sto mangiando bene, mi sento in forma e soprattutto sto facendo pochissima festa. Non sono credibile, vero? Lo so. Però con la bici che mi ritrovo e con le ruote che mi ritrovo, visto che si parla di un'attrezzatura che è votata alla performance, ho pensato bene di mettermi a ruota di Stefano Marin. Va piano però, per fare i 45 di media in pianura. Guarda, oh, che aereo! Detto questo, ho deciso di portarvi nella salita della Rosina, che altro non è che una salita storica delle mie zone. Hanno pure fatto il campionato italiano ed è stata veramente allucinante, in quanto sono andati su e giù 7-8 volte, quindi dopo una socopà, e di vedere se riesco a migliorare il mio miglior risultato di un paio d'anni fa, forse 3, insomma non mi ricordo, magari ve lo lascio qui. Da una parte dovrei riuscirci, in quanto chi mi segue su Strava sa che ho all'attivo più di 3000 km da inizio quarantena e quindi mi sento bello in forma ciò. Dall'altra parte so diventare più vecchio e, come si dice dalle mie parti, nose mia dito. Traduzioni gentilmente offerte da Bragotters Venetian. Cosa vuoi dito adesso? E quindi c'è un'altissima probabilità che questo video mai uscirà se non miglioro. Che senso ha di avere una bici del genere e ruote del genere, tutto del genere, e sopra la bici una scoresa d'omo? Carabinieri, buongiorno. Comunque la salita della Rosina è un piccolo strappetto di circa 2 km o poco meno al 7-8% di media. Niente di impegnativo, però è una stronza, in quanto le parti più ripide sono all'inizio e verso la fine. Se uno parte a manetta rischia di scioppare subito e se uno va pian rischia di non migliorare mai. Quindi ora, visto che sta per iniziare, direi che è il momento di mettere la GoPro sul petto, non pensarci più e dare tutto quello che ho, che in pratica non ho veramente un caso. Obiettivo la Rosina e la Madonna del ciclista, così se chiama. Dai Roby, adesso sei il tuo. Ma perché queste idee? Sono già qua. Vabbè, dai Roby, gasato, Parti subito dalla curva. Per fortuna che hai detto di non partire subito a manetta, che sei anche il pezzo più pendente. Dai caro, dai, su. Sta a sentà, va piano, risparmiati, scala tutto. Sai che bello se finisco la batteria del cambio elettronico adesso? Dai Roby, gasato. Non so se la fa. Il problema principale è che quando hai ottenuto il tuo miglior tempo non te facevi ancora video, e questo vuol dire che non te ciacoravi. E vi assicuro che chi fa uno sport come il ciclismo o corsa o comunque sport dove serve il fiato, parlare non aiuta mia massa. Infatti sono appena partito con già mal de gambe. Roby, ricordati che dopo il tornante c'è l'hardest part. E questi che ha fatto 7 volte al doppio del mio. Vedi il campionato italiano sei matti. Non gaffo P. Dai Roby, non gaffo P tosi. Alzati sui pedali. Altro che non gaffo P. Su Roby, su. Sta sentando. Scala una marcia.
va piano. Oddio, ma se puoi far così fatica, perché è uno sport così di... Qualcosa di caldo c'è? A voglia. Vai in testa e mettiti a menare. Grinta ci vuole, grinta. È uno sport di merda. No dai, ovviamente sono a 180 battiti. Davanti a me vedo uno che probabilmente avrà 80 anni in savate e con mountain bike. Beh, se non c'è poi neanche lui, sono veramente una sega. Salve, ecco, Roby Sagan appunto. Che meraviglia del panorama però. Tutto verde. Oddio, vedo la Madonna. Nel senso che vedo la chiesa. Quando fa più? Scala un cambio, in piedi, rilancia l'azione. Ma quanto manca? Non si può sta sentare. Vara vinca che sei. Fermate a bere un'ombra. 187 battiti. Qualcosa mi dice che sei giunta a mezz'ora. E manca ancora la parte più ripida che arriva dopo sto tornante. Taglialo, va. Te guadagni un secondo. Tasi. Oh Maria, sento il cuore che esce dal petto e mi dice ciao ciao, come stai? Ciao ciao. Ma colpa te, sta rento là, sta buono. No Robby, non ce la fai, lo so. Lo vedo che notte caffè. No, proprio notte caffè. Dai in piedi, dai tutto adesso. Spingi, sta a sentare. Butta giù un cambio. Spingi di nuovo. Dai, sta a sentare. Butta giù un cambio. Spingi di nuovo. Dai che gas, Ciano. Dai che gas, no. Dai che gas. È il mio motore, sei in acqua da un bel fiato. Il motore. Oh Maria, guarda, sono quasi arrivato. 192 battiti, ragazzi. Sto di morire. Io lo so che voi vorreste vedermi schiattare in diretta, ma non va bene così. Dai, dovrei esserci. Perché non spiana più? Perché non che sia mona? Eccolo, arrivo. Ok. Un attimo, riposati, non sto più pedare, parto di. E mentre ti ripigli, torna in drio un attimo e fai vedere la Madonna del ciclista, ovvero quello che vedono tutti i ciclisti quando arrivano qua su. Non accesa, e Madonne, però guardate anche che meraviglia di panorama sulle colline e che tranquillità. Come ho detto, ehi moto. Ecco, vabbè, ciao Cesa. E infatti che sei una fontanea. Poi non dite che non ve l'ho mai detto. Bello sul Giarin. Bravo. Ma questo secondo prima? Sì, non mi sono fermato. Qualcosa mi dice che non ce l'ho fatta comunque. Sia perché non mi sono sentito velocissimo, sia perché ho parlato tutto il tempo, e sia perché il Garmin mi segnala neanche 3 birrette dopo tutto sto sforzo. Ecco, 3 adesso. Ma siamo matti. Altro piccolo strappettino per arrivare in cima a Varrovina, dove poi tenterò il record anche in discesa, perché forse quello mi viene meglio. Ma questo lo affronto con una calma immane. Basta, ho godato tutto. 190 battiti e passa. Ah, che questo cuoricino qua non li ha mai visti neanche quando io ero in letto con una bea mona. No, forse là sì, forse anche De P. Belle ragazze, quanto siete belle. No, che FP, aiuto, una birretta, una damigiana de vin. Però, come dico sempre, l'importante è non mollare, e anche se te le pian, alla fine basta arrivare. Ciao, non avete sentito niente, bravi. Scavallata la salita, piccolo pezzo su e giù. Occhio qua la curva col Giarin. Questa curva, ragazzi, c'è sempre il Giarin per terra. Giarin, e te finissi dentro a Rosta. Sì, comodo col motore, il motore. Ogonca sulle gambe, Ogonco. Questo è il classico giro che te pensi di essere arrivato. Tac, salita di nuovo. Ed eia, cambia su tutto, va piano, va piano. Quello che dovevi fare l'hai fatto. E visto che non posso bloccare Strava per vedere i tempi, ma voglio una sorpresa finale, davvero sono curioso di sapere se sono migliorato o se vince l'età rispetto all'allenamento. Chi lo sa. In realtà non stavo così bene ancora, dai, cerca di trovare delle scuse, Roby. Non eri in formissima, hai dormito poco, ti sei mangiato anche 2 cornetti Agida, dove hai dovuto andare? Ed ora, direttamente dal centro di Varrovina, direi che è giunto il momento di buttare la GoPro sul petto e dare veramente tutto quello che hai adesso in discesa. Lanciati, Roby, dovrebbe cominciare circa da qua, spero, non so, prova. Dai gasato adesso, la discesa è la tua, la bici vola e gambe no. Maria Sofinio, giù sui manubri, alla Pantani, va pian, te si copà, curva del Correntaio, subito, alla Francone Morbidelli qua. Quanto sto spingendo? Attenzione, lavoro in corso, arrabbiata 1, arrabbiata 2, occhio macchina, occhio Giarin, sì lo so, sono in salita al Mugello, ma a me mi piace lo stesso, colpettino di freno qua, non esagerare. Salve, salve, non posso salutare adesso, so lanciare, ma che sei fatto qua? Butta giù tutto, sei velocissima. Mado, ciao. Tornantone. Mado, che stretto che l'hai fatto. Esci largo, spingi adesso. Incarognito qua a sinistra. Vola Roby, giù a vento. 68, 70, 75. Oddio, frena, no, lascia andare. Vola, 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 vola. La pemaia. Ecco, ultimo S finale. Lanciatissimo. Macchina, ferma lì. Ma se poi uscire così. Salve. In teoria hai dato tutto anche in discesa. Speriamo di essere migliorati almeno là, perché in salita secondo me non ti si andò avanti. In piano manco de manco. Spero un po' in discesa, o se no veramente vince l'età. Don't grow up, pizza trap. Filosofia di vita. Dipende se ti devo dei soldi. Allora no. Dopo l'ennesima rota ex aggressiva, dopo un attraversamento pedonale, sperando che non mi investino nessuno di questi che sono cellulare, dal punto più panoramico di Bassano, è giunta l'ora di spegnere Strava e di verificare i risultati. Pronti? Tac, salva corsa, e adesso sono proprio curioso. Innanzitutto cambiamo nome e direi che provo a vedere quanto sono scarso, può andare più che bene. Attenzione, 8 traguardi. Oddio, mi sa che ce l'ho fatta.
Vediamo. E sti cazzo, da 8,53 sono riuscito ad abbassare il tempo a 8,32, che insomma 20 secondi non sei neanche così male, considerando i 2 anni di distanza. Ti pensa se non ci accoiavo. Sono soddisfatto. Vediamo la discesa invece. Da 1,35 sempre di quest'anno sono riuscito ad arrivare a 1,32, 3 secondi solo. Vabbè, l'ho sempre fatta con la stessa bici a stessa età, però sono contento. 57,8 di media in discesa in aereo, invece la Rosina 13,5. Ora invito tutti coloro che sono della zona Bassano, dintorni, o che comunque hanno intenzione di fare la salita della Rosina, a fare uno screenshot della vostra prestazione di Strava e condividerlo attraverso una storia sul vostro Instagram, taggando la mia pagina Instagram Roby Bragotto, così che possa vedere quanto siete forti voi e soprattutto quanto so scarso me. Ovviamente vale bici da corsa, mountain bike, non professionisti, amatori, giro de ombre, ma no e bike ragazzi, se no ve sgamo. Invitandovi a iscrivervi al canale, seguirmi sui social, solite robe, insomma va bene, e tutte le altre cose che trovate in descrizione. Fatemi sapere qui sotto con un commento se questa tipologia di video vi è piaciuta, perché potrei farne molti così e vedere se miglioro negli anni o divento peggiore. Non so mica come il Vin. Anche per questa volta è tutto, si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao, wow, wow, wow. Dai, corri su, pantalone. Birretta. Era ora.